Pronti? 1, 2, 3. Buono il segnale con Anteo Del Ronco, Boston Trio e Dracomar su di una linea con Boston che insiste su Anteo Del Ronco e ottiene strada in 150 metri, mentre più indietro è Dracomar, ancora Stecca Dimar, tanto rimasto all'esterno. Dracomar progredisce dopo i primi 300 metri di gara, sopravanza parzialmente Anteo Del Ronco e cerca di avvicinare anche Boston Trio che è andato a condurre sulla piegata e ora guida, mentre all'esterno si fa luce anche Henri de Joutet. 47,4 il passaggio ai 600 metri. Per corsie esterne c'è anche Capta che precede Viking 3B, mentre lungo la corda a Stecca di Mare in terza posizione avanti a Caravaggio Griff. Tanto 1, 3 e 2 per i primi 800, se ne va il chilometro iniziale. Percorso dalla testa in 1,19, Boston Trio continua a guidare, Anteo Del Ronco in scia, Dracomar per corsie esterne, poi a Stecca di Mar, al largo Henri de Joutet. Si arriva così a metà gara, 1200 metri percorsi in 1,34,3 con parziale in 15,3, mantiene viva l'andatura il leader. Boston Trio che ha sempre in schiena Anteo Del Ronco, sono due più giocati, due più seguiti. E così siamo all'errore intanto di Dracomar che lascia così Numero scoperta all'esterno 5, Henri Dracomar, squalificato. de Joutet. Henri de Joutet cerca di avanzare trascinandosi Capta, mentre anche Viking 3B prova a reggere il ritmo dei primi. Siamo a 700 dalla conclusione. Con leader sempre Boston Trio su Anteo Del Ronco, all'esterno si impegna Henri de Joutet, 600 al palo ora, con Henri de Joutet che cerca di prendere sotto tiro Boston Trio, a contatto Anteo Del Ronco, poi Capta, allunga però Boston Trio a 450 dall'arrivo, spara un parziale in 15 secco, a questo punto cerca di venire via anche Capta, ma ancora la presenza interna di Henri de Joutet. Terza ruota di Capta, alla corda c'è Anteo Del Ronco che aspetta l'open stretch, ultimi 150 metri di gara, si presenta in vantaggio Boston Trio ma appare in difficoltà, lo scatto di Anteo Del Ronco all'interno, lo scatto a centropista di Capta nel finale con Anteo Del Ronco però che forse riesce a riguadagnare qualcosa nelle battute conclusive e dovrebbe essere lui il vincitore. Andiamo a rivedere comunque un arrivo molto stretto perché i cavalli sono piuttosto larghi, impressione che Capta fosse riuscito a passare, ma Anteo Del Ronco con l'aiuto dell'open stretch scatta bene nel finale. Sul traguardo è proprio Anteo Del Ronco che emerge, mentre al terzo posto finisce Crystal Dancer 2,98. Questo l'ordine d'arrivo della settima corsa Arcoveggio, il successo per Anteo Del Ronco, il raddoppio per Enrico Bellei, per conto dello stesso Enrico Bellei e della scuderia Razza di Villa Ada.